Siamo di fronte alla casa natia di Tommaso Salsa insieme a Silvio Ghedin, che ha ricostruito vari aspetti della sua vita. E proprio a Silvio Ghedin vogliamo chiedere oggi chi era Tommaso Salsa e quale legame c'era con la città di Treviso. Allora, Tommaso Salsa è nato il 17 ottobre del 1857 in questa casa che fa parte di quello che è stato il quadrilatero Salsa, che venne realizzato tra il 1842 e il 1843 dal nonno omonimo Tommaso Salsa, che era nato a Lugo di Vicenza nel febbraio del 1794. È stato questo personaggio tra i primi industriali di Treviso, in quanto facente parte di una famiglia di cartari presenti a Ceneda, proprio nella località sul Meschio, oggi conosciuta come San Michele Salsa, con anche la piazza e poi tra l'altro la fontana, che poi divenne la Fontana degli Arditi. Scese con il padre natale e avvenne la sua emancipazione in quanto si sposò abbastanza giovane con Caterina Tonello ed ebbe 4 figli maschi ed una figlia. Tra questi il primogenito, Agostino, nato 10 gennaio del 1823, è stato il padre di Tommaso Salsa, che durante quegli anni si innamorò e convolò a nozze con la giovane Giuseppina Tiretta, conosciuta anche come contessa Giuseppina Tiretta, in quanto apparteneva a questa storica famiglia trevigiana che ha legato la sua storia proprio con quella di Treviso fin dal XIV secolo, per quanto risulta a noi.